Il pronto soccorso è spesso il primo luogo in cui le donne che subiscono violenza di genere si rivolgono per chiedere un aiuto, spesso silenzioso e disperato. Buongiorno a tutti, sono Claudio Bozzoli del pronto soccorso di Cittadella. Qui alla mia destra c'è Antonella Ruffato, dottoressa, alla mia sinistra Silvia Moretti, e siamo qua per parlarvi del progetto Onda, che quest'anno è sulla salute mentale della donna, e in particolare noi oggi ci occupiamo della violenza di genere e delle sue conseguenze. Perché il pronto soccorso? È il luogo dove le violenze di genere vengono riconosciute o dove emergono, ed è ritenuto il punto cardine dei progetti di contrasto al fenomeno. Per darvi qualche dato, è un fenomeno ampio e diffuso, solitamente sottovalutato in qualsiasi parte del mondo, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che è un problema sanitario che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo, quindi pensate che cifra enorme di cui stiamo parlando. È un fenomeno che è frequentemente agito all'interno dell'ambiente familiare, tant'è che nell'87% delle violenze viene agito dall'uomo sulla donna all'interno di una relazione affettiva stabile. È trasversale, quindi è indipendente dai fattori socio-economici o culturali. È sottostimato, come dicevamo prima, per l'elevato numero di donne che tra l'altro che decidono di non denunciare la violenza. È multidimensionale nel senso che per attuare il contrasto a questa violenza si richiede l'attivazione di numerose figure professionali che vanno dal sanitario al psicologo a figure di tipo giudiziario. Per darvi qualche altro dato, l'Istat in Italia nel 2015 dice che un quarto delle donne in Italia ha subito nella sua vita qualche atto di violenza di genere, quindi nel 25% dei casi, un numero altissimo. Per darvi invece un dato del territorio della nostra USA, l'azienda USA 6 Euganea, il centro antiviolenza di Padova nel 2015 ha accolto 1082 persone nel servizio, quindi un numero altissimo. Passo adesso la parola alla dottoressa Ruffato. Le conseguenze della violenza maschile sulla donna sono importanti non solo sul piano fisico, ma anche spesso sono più gravi e durature nel campo emotivo e cognitivo, nel campo delle relazioni e quindi nella vita sociale. Le donne che subiscono violenza giornalmente sono sottoposte a derisione, a svalutazione, sono colpevolizzate. Le viene fatto credere che si meritano di essere maltrattate, che devono vergognarsi per come sono inadeguate, incapaci, poco amorevoli, indegne. Viene loro gradualmente negato il contatto con parenti e con amici, con le minacce, la violenza, la derisione, l'umiliazione. La donna si ritrova da sola, perde il senso del proprio valore, la fiducia in se stessa. Si sente confusa, si sente colpevole, si vergogna e non ha nessuno a cui raccontare, nessuno a cui chiedere aiuto. In queste situazioni succede che vadano incontro all'abuso di sostanze, di alcol, di psicofarmaci. Si instaurano spesso fenomeni di ansia generalizzata, devastante, che rende loro incapaci di concentrarsi, di svolgere la normale vita. Si può arrivare poi anche a depressioni gravi, tentativi di suicidio e scompensi psicotici, come dimostrato in studi crociati in ogni parte del mondo. I bambini che assistono alla violenza e che spesso sono usati come arma di ricatto subiscono anche loro delle conseguenze devastanti nella loro vita. Per loro è come essere maltrattati loro, e spesso nella loro vita adulta metteranno in campo gli stessi atteggiamenti o di vittima o di aggressore, e ne avranno un impatto molto importante anche sul piano intellettuale e cognitivo. Passo ora la parola alla Silvia, perché spesso queste donne si rivolgono al pronto soccorso con lesioni, con fratture, con ustioni, e raccontano che sono cadute, che si sono fatte male facendo da mangiare,
E questo è il compito del pronto soccorso. Allora, il pronto soccorso riveste un ruolo chiave nella gestione dei casi di violenza di genere. Spesso la donna si reca in pronto soccorso non dichiarando e addirittura negando la violenza. Quindi è importante che l'operatore possa cogliere questa tacita richiesta d'aiuto. Quindi in pronto soccorso non solo vengono garantiti i bisogni sanitari e di emergenza, ma vi è la possibilità di cogliere il bisogno di protezione e di individuazione di un percorso di uscita dalla situazione violenta. Per questo c'è stata la necessità di una formazione del personale su aspetti pratico-relazionali per garantire una corretta gestione di questi casi e di queste pazienti. A tal proposito la Regione Veneto ha stanziato dei fondi per la formazione appunto del personale. Questi corsi sono stati attivati dal coordinamento regionale di emergenza e urgenza e rivolti agli operatori sanitari e altri professionisti dei servizi implicati nella gestione dei casi di violenza di genere. Sicuramente dopo la formazione è aumentata la nostra conoscenza delle cause, delle conseguenze e delle dinamiche del fenomeno che ci hanno permesso di affrontare meglio la relazione e i casi di queste pazienti. Abbiamo compreso come individuare gli indicatori della violenza, quindi segni, sintomi fisici, dati comportamentali ed emotivi. Inoltre abbiamo ricevuto conoscenze sugli aspetti medico-legali e abbiamo migliorato le nostre abilità sugli aspetti comunicativi e relazionali. Abbiamo capito l'importanza di una comunicazione con la donna semplice, di un ascolto attivo ed empatico e la necessità di creare una relazione professionale non giudicante, ma un atteggiamento di apertura non valutativo nel rispetto dei tempi, delle reticenze e delle paure della donna. La donna deve percepire di trovarsi in un luogo sicuro dove la sua privacy è garantita e dove lei stessa è tutelata, deve sentirsi sicura di poter raccontare liberamente la propria storia. Inoltre noi operatori possiamo dare delle informazioni rispetto alla rete dei servizi extraospedalieri e noi stessi sappiamo metterci in comunicazione e relazione con gli altri professionisti che si occupano di violenza di genere, quali le forze dell'ordine, gli assistenti sociali e i psicologi dei centri antiviolenza, nell'ottica di una presa in carico globale della donna. Quindi in pronto soccorso può crearsi quella prima relazione di fiducia della donna nei confronti dei professionisti e dei servizi che la possono accompagnare nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. La salute della donna porta la salute della comunità. Una società che ha a cuore la salute dei propri cittadini deve occuparsi in modo costante e trovare strategie efficaci per contrastare la violenza di genere, facendola emergere ai primi segnali, supportando e prendendosi cura di chi ne è vittima. Dovrà anche delineare un percorso di recupero e cambiamento per chi la violenza la agisce.